pochi istanti in piazza Umberto I il candidato alla presidenza della regione siciliana Nello Musumeci. Amiche e amici di Gela, torno ben volentieri in questa piazza che frequento ormai da 35 anni e ci torno per riconsacrare a voi un grande impegno. In tempi in cui i cialtroni della politica vanno in giro cercando di acquistare credibilità, io ho la fortuna di guardare tutti voi negli occhi e di dirvi: non vengo per invitarvi a coniugare i verbi al futuro. La mia storia personale, la mia storia di onestà, di efficienza, di legalità mi consente di parlare a voi da candidato alla presidenza della regione, per dirvi: questo è il momento delle grandi scelte. Gela non è una piazza particolare, è una piazza come tutte le piazze, ingannata, delusa, avvilita, tradita da una classe dirigente di farisei mercanti di ogni cosa. Gela non è la piazza del mio avversario, Gela è la piazza di una città che è stata un serbatoio di voti inesauribile per una certa classe politica. Gela è la piazza di eterni donatori di sangue, mentre del vostro sangue hanno fatto mercato nero. Gela è la piazza di una comunità che non si lascia ingannare e che ha aperto gli occhi. Gela è una piazza che conosce Nello Musumeci da quando aveva 18 anni, lo ha seguito nella sua coerenza, nel suo impegno, nella sua onestà, nella capacità di produrre risultati, Questa è la Gela che io stasera vengo a salutare, per dirvi che qui in Sicilia, in ginocchio com'è ridotta questa regione, qui in Sicilia dove tutti i partiti politici hanno le loro responsabilità, qui in Sicilia dove c'è la incertezza del domani, qui in Sicilia dove chi protesta oggi ieri faceva la fila nelle segreterie del potere, ieri cialtroni, qui in questa Sicilia ormai in ginocchio non c'è più spazio per le scelte politiche, si sceglie l'uomo conosciuto, si sceglie il governatore che ha governato, il governatore che lo ha fatto con onestà, il governatore che lo ha fatto con efficienza, il governatore che non ha mai cambiato casacca, il governatore che ha 2 figli disoccupati, il governatore che è stato condannato alla mafia. Si sceglie una persona capace di poter attestare credibilità, affidabilità, e li manderemo a casa i vagabondi, li manderemo a casa senza pietà, i mestieranti li manderemo a casa, esattamente come ho fatto alla provincia di Catania. La scelta ormai non è più fra centrodestra e centrosinistra. Io sono orgoglioso di essere sostenuto dal centrodestra, certo che sono orgoglioso, ma ho detto ai partiti che mi sostengono: non voglio avere mani libere, voglio avere carta bianca. Mi avete cercato? Avete voluto la mia faccia? Bene, a 60 anni io non faccio la copertura di nessuno. Voglio autonomia e indipendenza, perché la prima cosa che faremo sarà tagliare gli sprechi della politica e i privilegi. Dimezzeremo il capitolo a disposizione del Presidente della Regione. Proporremo il taglio dei fondi per i gruppi parlamentari, 12 milioni l'anno, vergogna, mentre la gente muore di fame, vergogna. E proporremo la riduzione delle indennità parlamentari, perché con qualche migliaio in meno un parlamentare può vivere lo stesso dignitosamente. Ecco perché ho avuto piena fiducia da chi mi ha proposto, amiche e amici. Io voglio essere accanto a voi
per costruire assieme a voi una regione diversa e migliore, e lo voglio fare con tutti i candidati del centrodestra ai quali auguro davvero in bocca al lupo, ma voglio farlo soprattutto con i siciliani, quelli del centrodestra e quelli del centrosinistra, quelli che vanno a votare e quelli che non vogliono andare a votare. Questa è una battaglia fino all'ultimo voto, e lavoreremo per riconsegnare ai nostri figli una Sicilia diversa e migliore, dove il Presidente della Regione deve essere persona non ricattabile, integra, senza ombre nelle sue frequentazioni antiche e recenti. Io non ho fascicoli in questura, non ho rapporti di questori o di vicequestori, non ho mai frequentato mafiosi, mai. La mia vita è fatta assolutamente di trasparenza. Ho frequentato gente per bene, ho frequentato gente povera, ho frequentato avversari. La mia vita è quella che conoscete e questa mia vita io metto a disposizione e a giudizio dei siciliani, non perché dobbiamo fare gli eroi, no, ma perché questa Sicilia, che ormai è sanguinante, può riprendersi soltanto se davvero il governatore potrà decidere con la sua testa, e noi vogliamo ricostruirla assieme questa Sicilia, assieme alla gente che ci vuole stare. La Sicilia che deve dare ossigeno alle piccole e alle medie imprese, la Sicilia che deve dare speranza alle famiglie abbandonate, alle famiglie che hanno un disabile, alle famiglie senza reddito, la Sicilia che deve poter utilizzare i fondi che l'Unione Europea ha mandato e che noi abbiamo rimandato indietro, noi con il governo che ha governato fino a una settimana fa, fino a 15 giorni fa. I partiti che sostengono il vostro paesano hanno governato per 3 anni, vergogna, per 3 anni, hanno distrutto quello che restava, 43 assessori in 3 anni, mai un euro utilizzato dei fondi europei. Chi ha vinto le elezioni è stato mandato all'opposizione, chi ha perso è stato chiamato al governo. Una vergogna mai vista in Italia, mai in 65 anni di autonomia. Hanno lottizzato la sanità, hanno premiato i medici in base all'appartenenza, non in base al profitto e alle capacità. Hanno nominato 800 consulenti con un costo di oltre 8 milioni di euro in una Sicilia che muore di fame. Questi sono i partiti che hanno governato. La sinistra ha governato con Lombardo fino a 10 giorni fa, e oggi fanno i paladini degli interessi. In un paese civile a questa gente verrebbe tolto il diritto a voto per tutta la vita. Amiche e amici, io non voglio approfittare della vostra indulgenza, sono qui per testimoniarvi tutta la mia stima e tutto il mio rispetto. Stavolta la battaglia elettorale non la decide il partito o i partiti, la decidete voi. Sono nervosi, hanno perso la testa, i sondaggi dicono che siamo ancora primi e hanno perso la testa. Hanno perso la testa, salta il blocco di potere, Lumia Cracolici, salta Lombardo, salta, sta saltando. Da 2 giorni gli uomini di Lombardo fanno votare Crocetta, da lunedì gli uomini di Lombardo hanno detto ordine di votare non più Miccichè ma Crocetta, perché l'obiettivo è non far vincere Musumeci. Questa è la vera verità. E noi invece siamo qui, sereni come sempre, siamo qui per dirvi che stiamo girando in lungo e in largo per la Sicilia, non ci facciamo condizionare da nessuno.
Stiamo parlando alla gente, prima di cercare il voto cerchiamo il volto dei siciliani, li guardiamo negli occhi e vi diciamo: attenti siciliani, stavolta la partita la vincete voi, con la vostra determinazione, con il vostro coraggio. La Sicilia è al bivio, non c'è più un domani, la Sicilia non può neanche pagare gli stipendi, la Regione rischia di non assicurare servizi essenziali, la Regione è all'osso, abbiamo la necessità di rifondarla questa Sicilia e tutti siamo un pezzo della Regione, tutti siamo coinvolti in questo processo di crescita, però ho il dovere di dirvi che fino all'ultimo dobbiamo stare attenti, perché siccome i nostri avversari sono buoni a nulla ma capaci di tutto, potrebbero inventarsi qualunque cosa nelle prossime ore e invece noi dobbiamo tenere duro. Nella Sicilia occidentale e nella Sicilia orientale troviamo piazze piene, troviamo tanta gente con entusiasmo, si avvicina a noi e dice: Nello, lei ci ha dato un motivo per andare a votare il 28 di ottobre, lei ci ha dato una ragione per tornare a sperare, non ci interessa che lei sia di destra o di sinistra, lei è una persona per bene e noi ci fidiamo di lei. È quello che più mi gratifica, amici di Gela, è quello che più mi onora, credetemi, essere apprezzati da un elettore avversario non c'è risultato più grande, perché stavolta il candidato governatore è quello che deve assumere la responsabilità davanti alla gente. Non c'è più il filtro dei partiti, la Sicilia è sanguinante, la Sicilia è lacerata, il dolore del popolo siciliano che ha patito per tanto e troppo tempo tanti inganni ormai non consente più deroghe. Per questo io vi dico con molta serenità, con grande serenità, ero venuto non per fare un comizio ma per salutarvi e dirvi: ci rivedremo a Gela con lo stesso entusiasmo con cui io arrivai qui quando avevo 18 anni, il mio primo comizio fuori provincia di Catania. Ci vedremo a Gela, ci rivedremo e io spero di tornare non da Presidente della Regione ma da Presidente dei siciliani, perché in questa terra malata di carestia d'amore dei suoi governanti, io ho voluto compiere un atto d'amore, di passione e di servizio. Ci ritroveremo a Gela per affrontare i problemi uno per uno. Non sappiamo se e quanti potremo risolverne, ma vi assicuro che avrete una regione vicina, una regione attenta, una regione capace di ascoltare soprattutto chi vorrebbe protestare e non ha forza e voce per farlo, la regione che diventa un palazzo di vetro, la regione che diventa la casa di ciascuno di noi. Questo è l'impegno che sento di assumermi con gli elettori di Gela, con tutti, con quelli di centrodestra e con quelli di centrosinistra. E a chi dice che non andrà a votare io rispondo: questo è un momento nel quale nessuno può disertare, votare è un dovere, non è più un diritto. Mentre la casa brucia, tutti abbiamo il dovere di buttare un secchio d'acqua su questa casa per evitare che i danni possano degenerare. Questo è l'appello che io mi sento di lanciare a tutti i gelesi. Votiamo, qualunque sia il voto, ma votiamo. È un senso di responsabilità che attiene a noi che siamo padri e che siamo nonni. Votiamo, perché stavolta il Parlamento lo decidiamo tutti assieme, ma il Presidente lo decidete voi. E finalmente la Sicilia ha bisogno di un Presidente che non sia costretto a dimettersi in anticipo perché lo vuole la magistratura. Basta, 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 basta. Nel 2008 prima, nel 2012 dopo, basta. La Sicilia vuole un Presidente di cui essere orgogliosa in Italia e all'estero, un Presidente di cui non vergognarsi, un Presidente onesto, persona per bene. Questo voglio io affidare al giudizio dei siciliani.
e la cambieremo assieme questa regione, ve lo prometto, perché ci metterò il cuore, perché ci metterò la testa, il mio entusiasmo, la mia autonomia, la mia storia personale. Io non voglio essere l'ultimo presidente di una stagione da dimenticare. Amici di Gela, io vorrei essere il primo presidente di una stagione da ricordare, il primo presidente del cambiamento, il primo presidente della rivincita, il primo presidente della rinascita. E lasciatemi dire, congedandomi da voi, che io vorrei dedicare questa campagna elettorale ai giovani, soprattutto ai giovani. Lasciatemi dire che a questi ragazzi io vorrei poter intitolare questa mia sfida, che è la sfida della mia vita, una sfida che non ho cercato, una sfida che non ho sollecitato, una sfida alla quale non mi sono autocandidato, una sfida che mi è stata offerta dalle circostanze della vita e che sto vivendo intensamente, con grande emozione. Ai ragazzi io voglio dire: non arrendetevi, non cedete, non lasciatevi ricattare. Ragazzi, siate tenaci, siate perseveranti. Ragazzi, saranno anni difficili, soprattutto per voi i prossimi 2 o 3 anni, ma tenete duro. Smettetela di stare nelle segreterie dei parlamentari, smettetela di fare politica solo perché pensate che qualcuno vi abbia detto che può essere una scorciatoia. La politica è bella, la politica è amore, la politica è gioia di vivere, la politica è servizio, la politica è volontariato, la politica è sacerdozio laico. Fatela con questo stato d'animo, ma siate presenti alle vostre responsabilità, siate novelli gabbiani. Volate come il gabbiano Jonathan verso l'infinito alla ricerca della vostra libertà. Siate orgogliosi del vostro presente e, come diceva il Papa Wojtyła, prendete la vostra vita fra le mani e fatene un capolavoro. Fregatevene del destino avverso, peggio per il destino. A voi ragazzi, a voi va il mio pensiero. Io sono stato ragazzo come voi e mi sono battuto perché la libertà e il diritto a vivere la propria indipendenza diventasse un valore. E per quei valori, io che sono figlio di un operaio, io che vengo da una famiglia povera, io che ho conosciuto quali sono le ristrettezze e i limiti della vita, le criticità dell'esistenza, io vi dico ragazzi, la più bella dote che voi possiate avere è la vostra giovinezza, è la vostra stagione. Non lasciatela contaminare a nessuno, rimanete liberi, impermeabili da ogni contagio, siate orgogliosi di voi stessi. Il Presidente della Regione Siciliana starà accanto a questa generazione di giovani delusi e ingannati che hanno dovuto fare i donatori di sangue fino all'anemia. Noi saremo accanto a voi per accompagnarvi lungo questo tunnel, perché alla fine, all'uscita, il sole splenderà anche per voi. Coraggio dunque, gelesi. Io sono ottimista, sento profumo di vittoria, sono ottimista. Non voglio vincere per me, non voglio vincere per il centrodestra, noi vogliamo vincere per tutti i siciliani che ancora non si sono arresi e che credono che assieme possiamo lavorare in questa terra impastata di sangue e di sudore per ridare ai nostri figli un futuro che non sia minaccia ma che sia certezza. Lavoriamo per la speranza del domani, lavoriamo per una nuova regione, lavoriamo per una nuova casa madre e che Dio ci aiuti. Viva Gela! Viva Gela! Viva Gela! Bravo.